Buongiorno e bentrovati, eccoci in diretta con la prima edizione di quest'oggi, martedì 19 agosto. Allora c'è tanta cronaca anche oggi, naturalmente, lo vedremo nei collegamenti dal territorio con le nostre troupe delle varie redazioni provinciali. Parleremo di incidenti stradali, parleremo anche di furti con una ampia pagina che ci arriva dal Padovano e poi naturalmente oggi è anche la vigilia dell'ultimo saluto al piccolo Carlo Panizzo, il bimbo morto in acqua in spiaggia a Cavallino Tre Porti la scorsa settimana. Domani le esequie, il giorno del lutto cittadino a Roncade. Andiamo subito in diretta perché lo vedo già pronto con il nostro Christian Arboit che si trova a Istrana, dove questa notte un'auto è letteralmente piombata nel giardino di un'abitazione in via Postioma, quindi si sono vissuti attimi davvero di paura, di spavento, visto anche le ore notturne. Christian, buongiorno. Buongiorno Lina, anche da parte di Alberto Pivetta, a tutti i telespettatori di Antenna 3. La cronaca di una tragedia sfiorata, l'ennesima tragedia sfiorata sulle strade della Marca trevigiana. Ci troviamo in via Postioma, è una rotatoria questa molto nota agli automobilisti della Marca trevigiana, in territorio comunale di Istrana, all'altezza dell'incrocio con via Francesco Baracca. La traiettoria di quest'auto condotta da un 31enne è stata veramente folle. Prima, con ogni probabilità, ha divelto quel palo della luce che adesso Alberto sta inquadrando, poi ha sbandato fino a qui, fino al muro di questa abitazione. Si vedono chiaramente i segni sull'asfalto. Ha grattato il muro poi di questa abitazione privata al civico 29 e qui qualcosa è evidentemente successo, ce lo raccontano i segni a terra, i vetri, i rottami, i detriti. È successo qualcosa e l'auto è carambolata all'interno del giardino dell'abitazione e si è appoggiata, utilizziamo questo termine, ai rami della vegetazione. Insomma, una traiettoria drammatica, spettacolare, rocambolesca. Fortunatamente questo 31enne che era alla guida, un 31enne trevigiano, si è salvato. Sono dovuti accorrere i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere, poi il mezzo è stato caricato dall'autogru dei pompieri, è stato portato al Cafoncello quest'uomo e possiamo dire che è fuori pericolo di vita, fortunatamente è fuori pericolo di vita. Qui con me ci sono due giovani residenti qui in zona, due fratelli, Elisa e Francesco Colusso, grazie per essere qui con noi, che appunto hanno sentito. Sì. Tu Elisa hai sentito chiaramente. Cosa è successo? Sì, nel cuore della notte c'è stato un fortissimo boato, ovviamente non abbiamo visto nulla, però abbiamo appunto sentito questa grandissima botta e era palese che fosse successo un incidente, come spesso avviene in questo punto, dove le auto purtroppo transitano a folle velocità, davvero è un grande problema questo. Quindi tu sei stata tirata giù dal letto, diciamo così, verso l'1:30 di questa notte? Sì, diciamo di sì, mi ha svegliato un po' tutta la famiglia, ecco. Appunto è stata una grande botta, come una bomba, e si sa che quando si sente un rumore forte del genere si collega subito a un incidente, purtroppo, e in questo caso gli è andata bene. Possiamo dire veramente, vista la dinamica, esatto, che il soggetto in questione è stato miracolato. Francesco, certo. Ecco, dicevamo, è una strada nota purtroppo anche alle sono due rettilinei, quindi lascio immaginare a voi, insomma, si sfogano parecchio, ecco, noi sentiamo, si sentono poi con le finestre aperte, si sente le moto, le macchine che passano. Soprattutto anche sì, perché fanno più rumore chiaramente, quindi sì, diciamo che ce n'è di gente che si lascia un po' andare, appunto perché sono due proprio rettilinei messi per così, e quindi sì, questo è. La strada, lo possiamo vedere anche ora, è molto trafficata. Molto, sempre trafficata, ovviamente è un punto che collega diverse zone. Però appunto
c'è poca testa, diciamo, alla guida, la gente è troppo leggera, si fanno grandi danni, si devono rispettare i limiti, si deve correre molto meno, altrimenti, come in questo caso, gli è andata bene, però poteva morire, appunto, diciamo, gli è andata bene, adesso speriamo di sentirne meno, insomma. Grazie davvero Elisa, grazie Francesco. Insomma, Lina, c'è poco da dire in questi casi, una vera e propria tragedia sfiorata. Qui le macchine continuano a sfrecciare, alcune suonano, ma insomma tant'è. Veramente il tema della sicurezza stradale è un tema sempre molto attuale in questa estate trevigiana. Per il momento da via Postioma e Strana è tutto. Con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arvoit e Alberto Pivetta, grazie agli ospiti come sempre per la testimonianza. Purtroppo invece è finito nel più tragico dei modi l'incidente che si è verificato nella notte a Rosà. A schiantarsi ancora una volta, purtroppo è stata un'estate terribile questa dal punto di vista dei motociclisti. A perdere la vita un centauro. Sul posto in diretta ci sono Federico Fusetti e Alessandro Costacurta. Buongiorno Federico. Di prima edizione sì, ci troviamo in via Pacelli, siamo a Rosà, a pochi chilometri da Bassano del Grappa, e qui alle mie spalle questa notte attorno alle 2 un centauro, come dicevi, ha perso la vita schiantandosi contro il muretto di questa abitazione. Pochi segni rimasti a terra. Adesso Alessandro Costacurta vi mostra questa chiazza, probabilmente l'olio perso dalla moto ma coperto con la segatura e qualche piccolo pezzo della carrozzeria della moto. Erano circa le 2 quando questa strada, che tra l'altro è un rettilineo molto lungo, il motociclista, 38 anni, un uomo di Rosà di cui ancora non si conosce l'identità, si è schiantato qui. È arrivato il SUEM, ha visto subito che la situazione era molto grave, il giovane è stato intubato qui sul posto e poi portato in ospedale a Vicenza, dove purtroppo questa mattina non ce l'ha fatta ed è espirato. I vicini non hanno sentito, perché in realtà qui si dorme con le finestre chiuse, i condizionatori accesi, quindi il rumore è coperto probabilmente proprio dai macchinari, dai motori dei condizionatori. Sono i carabinieri che stanno cercando di capire quale sia stata esattamente la dinamica. Purtroppo l'ennesimo motociclista che perde la vita. Pensate, negli ultimi 4 mesi in Veneto sono stati 30 i motociclisti che si sono schiantati, hanno perso la vita, contando anche un trevigiano che in realtà è morto in Croazia. Comunque 30 persone, metà dei quali tra l'altro avevano meno di 30 anni, un po' da tutte le province, dal trevigiano, dal veneziano, dal vicentino, con gli ultimi due, proprio i 2 sedicenni di Arzignano che hanno perso la vita ad Arzignano un paio di giorni fa. Veramente una scia senza fine di morti. Questo è stato l'ultimo che dobbiamo registrare. Direi che da Rosà è tutto. Io e Alessandro Costacurta ti restituiamo la linea. Grazie ai colleghi di Bassano del Grappa, grazie Federico Fusetti e Alessandro Costacurta. Andiamo proprio a fare il punto sull'incidente in cui hanno perso la vita 2 giovanissimi ad Arzignano, perché si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Vicenza il 50enne di Arzignano, accusato di aver travolto e ucciso nella notte di Ferragosto i 2 studenti sedicenni Mattia Cardascia e Giulio Pizzolato in sella a una moto, morti dopo ore di agonia nel reparto di terapia intensiva pediatrica il giorno dopo l'incidente. L'arresto è stato convalidato e per l'uomo sono stati disposti i domiciliari. La Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale plurimo. Nel frattempo si è in attesa degli esami tossicologici sul conducente che dai primi accertamenti e test eseguiti sul luogo dell'incidente avrebbero dato esito positivo. La macchina ha invaso la corsia opposta, centrando la moto con a bordo i 2 ragazzi. Un terzo ragazzo invece fortunatamente ce l'ha fatta. Ragazza dolce e sensibile, ecco chi era Samantha Vitale, la 22enne triestina che è morta invece nello schianto in moto a Jesolo l'altra sera mentre si trovava in vacanza da amici.
Chiuso per lutto il negozio di cartoleria a Trieste dove lavorava Samantha Vitale, la 22enne triestina che ha perso la vita a Jesolo domenica sera 17 agosto mentre viaggiava come passeggera su una Kawasaki all'incrocio tra via Martin Luther King e via Istituto Marino nei pressi dell'ospedale. Grave e ricoverato a Mestre in codice rosso l'amico 34enne che guidava la due ruote. Samantha era in vacanza da amici che la ricordano come una ragazza altruista e sensibile. La tragedia dopo lo schianto fatale con una Fiat 500 che svoltava sulla strada per l'ospedale di Jesolo mentre il ciclomotore procedeva dritto. Dopo l'impatto la moto è uscita di strada. Per la ragazza purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il cordoglio alla famiglia di Samantha, del primo cittadino di Jesolo, con il suo messaggio di aspirata pronta ripresa anche al ragazzo che ora sta lottando per la vita a Mestre. È stato purtroppo un tragico fine della settimana di Ferragosto che ha visto un incidente mortale, una vera e propria tragedia, e quindi inviamo alla famiglia della ragazza coinvolta la più sincera vicinanza da parte dell'amministrazione comunale. Ieri sera abbiamo preso veramente con profondo dolore quello che era accaduto. Ovviamente inviamo anche al ragazzo un invito a una pronta guarigione, sperando che possa evolvere verso il meglio. E poteva costare caro l'azzardo della notte, 2 notti fa a Casella d'Asolo, quando una 21enne è rotolata a bordo strada cadendo dal finestrino dell'auto guidata dall'amica, che è poi risultata positiva all'alcol test, e naturalmente ci sono state una sfilza di contestazioni. Erano reduci da una serata brava le 2 ragazze che nella notte hanno inscenato un gioco pericolosissimo all'altezza della rotonda di Casella d'Asolo, mentre la prima, una 20enne di Altivole, stava guidando ubriaca. La seconda, di un anno più grande, di Fonte, era seduta sul montante del finestrino da dove è caduta rovinosamente. Le 2 si trovavano a bordo di una Lancia Y, mezzo che avrebbe imboccato la rotatoria da via Bassanese ad altissima velocità, tanto da sbalzare la 21enne fuori dall'abitacolo. Rotolata a bordo strada, la ragazza è stata soccorsa da un passante, mentre l'amica ha proseguito la propria corsa, forse senza nemmeno rendersi conto dell'accaduto. Individuata poco dopo dai carabinieri della radiomobile di Castelfranco Veneto, è stata fermata e sottoposta immediatamente ad alcol test. Quasi scontato il verdetto, il tasso alcolico è risultato 3 volte il limite di legge, 1,49 grammi per litro. Da qui la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro amministrativo dell'auto. Non si esclude anche una denuncia per lesioni stradali. L'amica ha infatti riportato ferite gravi e una prognosi di 28 giorni, ma è del tutto evidente che quell'azzardo poteva rivelarsi fatale, e questo su di un tratto già tristemente noto alle cronache. È sicuro? Da morire. E cosa bisognerebbe fare? Non lo so neanche io, ma se la gente non si dà una regolata qua andrà sempre peggio. Vanno molto veloci qua. Sì, dopo ovviamente qua c'è la rotonda, quindi si sente anche delle belle frenate, insomma. Però cosa si può fare? Autovelo, controlli? Magari più controlli, questo sì. Qua la velocità non è tanto controllata. Stop. Ma ci sono i cattivi comportamenti naturalmente alla base di questi incidenti, come quelli di padre e figlio che sono finiti nei guai a Castelfranco, un doppio intervento che ha lasciato di stucco gli stessi vigili. Sentiamo. È bastato poco agli agenti della polizia locale di Castelfranco per capire cosa fare. Non solo il 38enne di Riese, appena fermato in auto, era con il cellulare alla guida, ma aveva pure un tasso alcolico 2 volte superiore alla legge e, ciliegina sulla torta, la patente scaduta da 7 anni. Un florilegio di violazioni tale da far scattare immediati la denuncia e il sequestro del mezzo. Ma quello che è accaduto dopo ha superato anche le aspettative dei vigili. Senza vettura, l'uomo è stato costretto a chiamare il padre per farsi venire a prendere. Peccato che anche il genitore, un 66enne, all'arrivo in auto fosse alticcio. Gli agenti se ne sono accorti subito. Sottoposto anch'egli all'alcol test, è risultato avere un tasso addirittura superiore al figlio. Altra denuncia e altra sanzione immediata. Alla coppia sconsiderata, i vigili hanno aggiunto anche altri 2 automobilisti nelle stesse condizioni poco dopo, uno di Resana e uno di Piombino Dese.
E in qualche modo riguarda la sicurezza stradale anche quel che è successo nel pomeriggio di ieri a Treviso. Vediamo il sito di Treviso Today. Sfiora in auto un operaio ma non si ferma. È successo all'altezza della stazione. L'operaio era al lavoro nel cantiere appunto di riqualificazione della stazione dei treni di Treviso. Siamo in piazzale Duca d'Aosta. L'operaio 44enne, residente in provincia di Como, stava regolando la viabilità nei pressi del cantiere. E questo 36enne in macchina, già noto alle forze dell'ordine, ha urtato il lavoratore e si è dato alla fuga senza prestare soccorso, ignorando peraltro l'ALT intimato da una pattuglia della polizia locale. Testimone dell'accaduto era sul posto. Ne è nato un inseguimento, i carabinieri lo hanno bloccato a Nervesa della Battaglia, dove questo soggetto sulla Pontebana ha speronato l'auto della polizia locale. Poco dopo ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e andando a finire contro un muretto. È stato raggiunto dai carabinieri, stava bene, comunque non necessitava di cure mediche, ed è stato arrestato per resistenza, tanto che in mattinata è previsto il giudizio per direttissima. Davvero una scorribanda che ha dell'incredibile. Fiamme nella notte invece in un edificio abbandonato di via Rivago a Giussago di Portogruaro. Sul posto sono giunte le squadre del distaccamento di Portogruaro con un'autopompa e un'autobotte supportate dai colleghi di Latisana e Pordenone. Presenti anche i carabinieri di Portogruaro per i rilievi e la gestione della viabilità per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. La provinciale 70 è stata temporaneamente chiusa al traffico. L'intervento si è concluso intorno alle 3 senza fortunatamente il coinvolgimento di persone o feriti. Ora torniamo all'ordine pubblico nelle nostre città e all'appello che ha lanciato al prefetto di Venezia un negoziante di via Rizzardi a Mestre, picchiato da un gruppo di 3 persone già note alle forze dell'ordine. La sua unica colpa, averli rimproverati perché li ha sorpresi a urinare sulle vetrine del negozio accanto. L'incubo di nuovo si è fatto vivo. Chiediamo l'intervento subito delle forze dell'ordine. Loro sanno. Viso tumefatto, lividi ed ematomi ben visibili. Si rivolge direttamente al prefetto di Venezia, Darco Pellos. L'appello di Abdul Made per tutti Medi, titolare 30enne di un patronato caffè qui in via Rizzardi a Marghera, fuori dal quale sabato scorso è stato aggredito con violenza e preso a pugni in faccia da un gruppo di 3 ragazzi ubriachi dal forte accento dell'est, peraltro già noti alle forze dell'ordine perché con precedenti anche per furto, sorpresi a lordare in modo indecoroso la vetrina del negozio di parrucchiera accanto e per questo da lui richiamati. Nel momento in cui io mi sono girato, mi sono visto catapultare un pugno prima da questa parte. Non riuscivo a capire che cosa fosse successo. Appena mi sono girato ho preso un altro pugno qua e dopo ho iniziato a difendermi. Nel momento in cui ho iniziato a difendermi, altri 2 suoi amici che erano con lui hanno iniziato a aggredirmi brutalmente. Le sue condizioni non risultano gravi, ma i segni delle botte e dei pugni in faccia sono evidenti. Queste sono persone che continuamente a Marghera cercano di disturbare le persone, chiedere i soldi. Appena diciamo che hanno un minimo di appoggio cercano di comunque aggredire le persone. Noi non siamo più al sicuro nella nostra città. Oggi è successo a me, domani potrebbe succedere a qualcun altro. A sporgere denuncia per altri episodi simili, sempre qui in via Rizzardi, anche il vicino ristoratore cinese e il tabaccaio italiano. Persino l'istituto bancario di Rimpettaio ospita, si fa per dire, da tempo un senza fissa dimora, anche molesto, dicono dalla banca, vestiti appesi e materasso proprio sulla porta della banca, da quella opposta il suo carrello con coperte sotto le quali si nasconde la più varia mercanzia dalla dubbia provenienza, oggetto del mercatino nero del pomeriggio. Senza parlare dei tossicodipendenti che si fanno di crack e di eroina anche in pieno giorno, ci dicono gli stessi clienti sempre della banca. Così nella denuncia collettiva di commercianti, residenti e cittadini di quest'area di Marghera, che presto arriverà sul tavolo dell'autorità prefettizia. Noi raccoglieremo le firme e manderemo una lettera al prefetto chiedendo una riunione sia con la Questura di Venezia che con le forze dell'ordine, in modo che possano far partecipe anche tutte le associazioni piccole e grandi che esse siano, perché questa è una lotta di tutti.
È andata peggio a Udine, dove Mario De Ganis, un altro esercente, un barista in questo caso, ha perso l'uso di un occhio dopo l'aggressione subita da parte di 5 giovani davanti all'osteria di San Giovanni al Natisone che gestisce da anni. È ancora in ospedale, dove è stato sottoposto ad accertamenti che hanno confermato il danno irreversibile. L'occhio è perso e devo stare ancora un po' qui per infezioni. C'era ancora la speranza che il danno non fosse irreversibile, ma l'ultima visita di controllo non è andata come sperava. Mario De Ganis, titolare dell'osteria al Chianton di San Giovanni al Natisone, aggredito da un gruppo di 5 ragazzi davanti al suo locale, non recupererà la vista dall'occhio raggiunto dal pugno sferrato da uno di loro. Qui vedete siamo in presenza anche di scalini, marciapiedi, muretti. Poteva andare molto peggio. Qualcuno ha ricordato il tragico caso di Scimpetto Minaga, colpito dal pugno, caduto, morto in seguito alle conseguenze del trauma alla testa, quindi poteva davvero andare molto peggio. Si è sfiorata la tragedia qui a San Giovanni al Natisone. Mario aveva chiesto ai ragazzi soltanto di spostarsi. Ne è uscito con una ferita grave e una fiducia da ricostruire. Quando si sarà ripreso fisicamente pensa di tornare in osteria? E poi devo passare il tempo. Io sono lì per passare il tempo e basta. Le indagini per rintracciare i 5 responsabili dell'aggressione vanno avanti. Il cerchio si stringe sempre di più grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona e alla descrizione fatta dallo stesso Mario dei ragazzi. Aveva avuto già in passato qualche problema? No. Facevano, però buttavano le biciclette, distiravano le biciclette per terra. Quello era brutto vedere. Ha fatto un appello a colui che lei ritiene sia stato a sferrarle il pugno di costituirsi. Sì, è vero. Sì. Quindi lei pensa di averlo riconosciuto? Sì, lo conosco. Tutti quei 5 che sono sempre insieme. E a Martellago invece si stanno cercando i vandali che tra sabato e domenica, approfittando del buio della notte, hanno incendiato un'auto e la statua della Madonnina che si trova proprio a ridosso del municipio. Avrebbero le ore contate i 3 baby vandali che sabato notte hanno incendiato queste 2 auto, con la Mercedes andata completamente distrutta e ridotta nella parte anteriore quasi in cenere. Prima il boato, poi le fiamme altissime, lo shock e la paura nel cuore della notte a Martellago. Mi hanno svegliato alle 2 dicendomi che una macchina ha preso fuoco e che dei ragazzi stavano scappando. Quindi là si è iniziato tutti quanti le chiamate ai carabinieri e chi di dovere. A fuoco anche la Madonnina accanto al municipio. Oggi siamo tornati subito operativi e come vedete la Madonnina è stata ripristinata alla sua bellezza, perché un atto come quello che è successo l'altra notte non deve più succedere e Martellago non ci sta e dice di no. I 3 teppisti avrebbero voluto dare fuoco ad un terzo sito, questo negozio ora con le saracinesche abbassate, sulla cui fioriera esterna è stata trovata una delle bottiglie incendiarie improvvisate e costituite da una bottiglia di vetro dotata di un tappo stoppino infiammabile e creato con i volantini dell'agenzia immobiliare che si trova dall'altra parte della strada. Poco lontano da qui una terza auto è sfuggita al raid incendiario dalle ragioni ignote e sembra ancora senza un perché, con scene da guerriglia urbana. Il primo cittadino si rivolge direttamente ai teppisti. Vi conviene confessare, dice. Di autodenunciarsi, almeno avere il coraggio di autodenunciarsi, come hanno avuto il coraggio di dar fuoco a una macchina anche di farlo. Non è successo, io so che le indagini stanno andando molto veloci avanti e presumo che a breve verranno anche presi. Saccarola ha già presentato denuncia. E ripeto, con l'indagine in corso e con l'aiuto dei cittadini sono sicuro che questi ragazzi verranno presi il prima possibile e avranno la loro pena. La Polizia di Stato di Treviso ha arrestato in flagranza un uomo di 31 anni che era stato indicato da alcuni cittadini come spacciatore attraverso l'applicazione YouPol. L'indagato è stato sorpreso mentre stava per venderne alcune dosi di cocaina per un peso complessivo di poco più di 6 grammi. Nell'automobile e nella sua abitazione sono state ritrovate altre quantità della sostanza e 350 euro in contanti. Allora,
visto che tra pochissimo si collegherà con noi la collega Valentina Visentin da Padova per fare il punto sul tema dei furti, chiederei gentilmente alla regia di mandare in onda il servizio sui predoni albanesi che sono finiti nella rete delle forze dell'ordine nelle scorse ore, e poi la nostra Valentina ci darà ulteriori dettagli. Allora, servizio abbiamo detto relativo ai predoni albanesi che dovrebbe essere quasi pronto. Vediamo se la regia riesce a prepararlo. È tra le prime voci. Erano stati protagonisti di una violenta rapina nei confronti di una coppia ultrasettantenne di Padova. Arrestati dalla polizia 3 albanesi di 25, 29 e 34 anni. Domenica 10 i 3 avevano provato l'assalto ad un'abitazione. I proprietari di casa però erano rientrati prima e avevano sorpreso i ladri reagendo. I predoni si sono quindi accaniti sul padrone di casa, l'hanno picchiato e poi hanno cercato di aprire la cassaforte con un flessibile. Subito si è attivata la squadra mobile dove grazie anche a un sistema di telecamere si è riuscito così a individuare quello che era il basista, un cittadino già residente nella nostra provincia da tempo, e quindi individuata poi l'abitazione che fungeva anche da base logistica, il blitz il 12 di agosto, e quindi con il fermo dei 3 e gli altri 2 appena giunti che sono stati rimpatriati. Oltre ai 3 autori della rapina sono stati rintracciati anche altri 2 connazionali, probabilmente chiamati per compiere altre rapine. In casa i poliziotti hanno trovato arnesi da scasso, contanti e monili d'oro, oltre a vario materiale provento delle razzie. Un'attività importante, infatti stiamo rivisitando investigativamente, sono circa una trentina i colpi, non soltanto nel capoluogo Padova ma anche in altri comuni della provincia, da Albignasico, Borgoricco, Campo San Piero, e probabilmente la lista di reati è destinata sicuramente ad aumentare. I furti in casa hanno un andamento stagionale, si intensificano nei mesi estivi e in quelli tardo autunnali. Tra i suggerimenti che il questore dà ai cittadini, anche quello di non postare foto delle vacanze sui social network. I ladri infatti sono soliti pianificare i loro colpi e sanno come sfruttare questo tipo di informazioni, ma non solo questo. Trattandosi di gruppi che poi fanno cellule che fanno un minimo di sopralluogo, uno per esempio dei primi elementi che può dare un'indicazione se dentro c'è qualcuno o meno è per esempio la cassetta delle poste, no? Se la posta, la corrispondenza non viene ritirata, quello è un segnale che probabilmente i proprietari sono assenti. Queste dunque le indicazioni che arrivano dal questore. Allora noi andiamo a collegarci subito con Valentina Visentin e Federico Cibotto da Padova, perché la provincia è bersagliata dai colpi. In manetta è finito anche un 33enne sudamericano fermato dai carabinieri a 2 Carrare. Valentina, a te. Sì, buongiorno. Sicuramente non una banda così strutturata come i predoni albanesi fermati dalla polizia, ma di sicuro 2 persone molto attive nel compiere furti in provincia, quelli individuati dai carabinieri di Abano Terme, che sono appunto riusciti ad arrestare un 33enne cileno. Tutto è partito dall'ennesima denuncia di un furto in abitazione avvenuto il 14 agosto a 2 Carrare, e la vittima di questo furto ha fornito ai carabinieri un particolare che è stato determinante, ovvero la presenza di un furgoncino Volkswagen Caddy con 2 persone a bordo che era stato visto girarsi più e più volte nel quartiere poco prima dei furti. Grazie anche all'intervento, al supporto della polizia locale e al sistema di targa system, i carabinieri hanno individuato il mezzo, trovando poco lontano proprio appunto il 33enne cileno che stava cercando di disfarsi delle chiavi del mezzo alla vista dei carabinieri, ma è stato bloccato. All'interno del furgoncino ritrovati tutti gli attrezzi per lo scasso e anche indumenti che hanno poi permesso di affibbiare a questo 33enne cileno anche un altro furto in abitazione ripreso da alcune videocamere di sorveglianza poco lontano nel comune di Albignasico. Quindi sono 2 i colpi di cui è responsabile il 33enne cileno. Il suo complice invece, una 40
47enne è stato denunciato ma si è reso irreperibile e i carabinieri lo stanno cercando. Proseguono dunque i controlli in tutta la provincia, è stato recuperato anche uno scooter risultato poi rubato e abbandonato da 2 persone in fuga a Piove di Sacco. I carabinieri, così come il questore di Padova, invitano appunto alla prudenza e a dotarsi di sistemi di allarme con alcune appunto istruzioni e comportamenti che possono quantomeno evitare di avere brutte sorprese al rientro dalle vacanze. Sentiamo le parole del comandante della compagnia di Abano Terme, il maggiore Carmelo Recupero, che proprio nei giorni scorsi ha arrestato il 33enne cileno. La nostra attività è sempre in costante aumento per la repressione e la prevenzione dei furti in abitazione e giorno 14 siamo riusciti a beccarne uno grazie a un particolare, grazie alla dovizia dei particolari con cui una vittima ha esposto i fatti di un furto che appunto ha subito, del furto che ha subito presso la sua abitazione, segnalandoci appunto un'auto che aveva visto poco prima del furto nei pressi dell'abitazione. Grazie a questo dettaglio noi abbiamo visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza del comune di Due Carrare, perché il fatto era avvenuto lì a Due Carrare, con la collaborazione della polizia locale di Due Carrare, e da lì è iniziata tutta un'attività che ci ha portato a intercettare appunto l'autore di quel furto. Ecco, è importante da parte delle vittime la capacità di fornire elementi e anche di tutelarsi con sistemi d'allarme. Quali consigli possiamo dare? Ma i consigli che diamo noi sono sempre gli stessi, ma giova ripeterli. Dotarsi di un sistema d'allarme sicuramente probabilmente è il consiglio principe che io mi sento di dire, perché abbiamo notato che abitazioni dotate di sistemi d'allarme, con sistema d'allarme inserito, perché questo purtroppo è un altro errore che spesso le vittime commettono, magari hanno il sistema d'allarme ma dimenticano o non lo attivano perché si assentano per poco tempo, ad esempio per andare a fare la spesa. I sistemi d'allarme vanno installati, il suggerimento che do io è di installare sistemi d'allarme e di attivarli sempre, anche quando ci si allontana per brevi momenti. Altri suggerimenti che do chiaramente sono quelli di dotarsi, se possibile, di sistemi di videosorveglianza oppure di sistemi di difesa passiva come grate alle finestre, alle porte, e soprattutto quando si va in vacanza di evitare di divulgare sui social foto che testimoniano appunto della nostra prolungata assenza dall'abitazione. In quei casi l'altro suggerimento che si dà, anche se ormai la stagione estiva volge al termine il periodo delle vacanze, ma comunque è un suggerimento che giova darlo sempre durante tutto l'anno, quando ci si assenta per periodi prolungati, e sarebbe il caso comunque di lasciare le chiavi a un vicino o a un parente di fiducia che sistematicamente possa dare un'occhiata all'abitazione. I ladri però colpiscono anche quando si è in casa, tanti colpi che comunque ci sono stati in provincia in questi giorni, da Borgorico a Noventa Padovana e anche a Vigonza, dove anche qui è stata sorpresa una coppia di anziani. Il racconto di una di queste vittime ai microfoni della collega Chiara Gaiani, e poi la linea può tornare allo studio. Signora Teresa, erano più o meno le 8, lei era uscita per fare una passeggiata? Sì, e mio marito era seduto in cucina a guardare la televisione. Sono entrati in casa, forse approfittando del ventilatore acceso, e si sono impadroniti dell'oro e dei soldi. Solo mezz'ora era durata la passeggiata della signora Teresa, che qui vive con il marito. Tanto è bastato per trovarsi al ritorno alla stanza da letto a soqquadro. Sono andata in camera mia e ho trovato i cassetti aperti e gli ho chiesto a mio marito: sei stato tu? E allora abbiamo visto che mi mancava l'oro, 80 euro sul portafoglio di mio marito che se l'aveva levato e messo. Ecco. Niente. Il suo marito era a casa, stava guardando la televisione e sono entrati dalla porta? Sono entrate dall'ingresso. Hanno portato via delle cose che a lei erano care? Sì.
Ecco, l'anello di fidanzamento, un anello che mi aveva fatto, che mia sorella che è morta mi aveva regalato un lingotto d'oro, e io gli ho detto cosa faccio, e sono andata dall'orefice e mi ha fatto fare un braccialetto e una spilla. Solo oro e soldi in contanti. Sconsolata e incredula, la signora Teresa ci mostra come siano state lasciate nel portagioie collane in pietra e orecchini di bigiotteria. Ladri che potrebbe aver incrociato per strada, ci racconta. E avevo notato un gruppo di ragazzini, ma non posso dire l'età, in bicicletta, e tutti in gruppo mi hanno detto ciao, e io gli ho risposto ciao. Dopo 20 metri passa un altro ragazzino, ma era un attimo più grande, vedendolo seduto sulla bicicletta, e mi ha detto ciao. Alla notte mi viene in mente il giro dei ragazzi, quel saluto era un saluto da prendere in giro. Insomma, è convinta che siano stati loro? Convinta che sia stati loro. Ha presentato denuncia il giorno dopo la signora Teresa, ma nel tranquillo quartiere residenziale fatto di piccoli condomini, case e villette, i ladri hanno fatto man bassa diverse volte, anche negli ultimi giorni, con i cittadini che si sentono sempre più impotenti e lanciano un grido d'aiuto. Grazie ai colleghi e alle colleghe di Padova allora per questi servizi, e noi andiamo a vedere anche quel che è successo nelle ultime ore a Breda di Piave. Siamo nel Trevigiano, ancora purtroppo il comune nel mirino dei ladri che hanno assaltato una casa in pieno giorno di fatto, approfittando dell'assenza dei residenti. Danni ingenti, razzia di denaro e di ricordi, la rabbia nel racconto del proprietario. Molto rammarico, poi rabbia, che ti viene da dire tante cose, e non so, io sono del tipo che se li vedo li disfo, ma non è più possibile farne perché purtroppo non puoi fare niente con la legge italiana, perciò... La voce incrinata dall'amarezza. A raccontarci del colpo messo a segno in pieno giorno è il proprietario Vanni Martin. I ladri hanno colpito quando la famiglia era fuori casa. È stata via un paio di ore, tanto è bastato ai malviventi per fare irruzione nelle camere da letto e rubare orologi, 2 fedine, un braccialetto, i ricordi di una vita. Sono passati da questo cancello, ci spiega. Sono entrati, aprendolo, sono entrati e da quel parco lì hanno preso le loro attrezzature per poter sfondare quella porta. Prima hanno tentato di forzare questa finestra, poi hanno sfondato la porta provocando danni ingenti alla struttura. Per riuscirci hanno addirittura spezzato la pala ed altri attrezzi. Indisturbati hanno messo a soqquadro le camere da letto. Il figlio di 5 anni si è spaventato. Quando ha capito cosa era accaduto è corso nella sua cameretta. Era preoccupato perché pensava che gli avessero portato via i suoi giocattoli, i suoi beni. I carabinieri sul posto per cercare di trovare i responsabili dell'ennesimo furto a Breda di Piave, lo sfogo del sindaco Cristiano Mosole. Siamo in completa balia di queste persone, anche se definirle persone non è corretto, sono degli animali, mi spiace dirlo, anzi no, non mi dispiace dirlo, sono degli animali per quello che hanno fatto, scassinare, rovistare tra la roba, cosa pensavano di portar via, anzi quello che ha portato via hanno dei valori affettivi che non hanno valore, quindi dovrebbero vergognarsi, dovrebbero anche restituire il tutto, ma siccome non parliamo di persone ma di animali non ci aspettiamo chissà che cosa, anzi forse chiamarli anche animali viene da dire che si potrebbero offendere anche gli animali, ecco. Una comunità dove dopo questi furti regna la paura. L'appello è, anche se solo per 10 minuti, chiudere tutto nel miglior modo possibile, se si hanno impianti di allarme attivarli e dopo facciamo comunità, quindi se vediamo qualcosa che non ci rende sereni avvisiamo le forze dell'ordine. Questo dunque lo avete visto quello che è accaduto a Breda. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante, un break velocissimo e torniamo con altri collegamenti e altra cronaca.
Ritorniamo in diretta da studio, ben trovati in questa giornata in cui, lo avete sentito, abbiamo parlato a lungo di sicurezza stradale, incidenti, nuovi incidenti ma anche furti. Andiamo ora subito in diretta, perché la vedo pronta, con la nostra Ilaria Marchiori da Malcontenta, dove c'è un disservizio che ci hanno segnalato i cittadini e che sta creando rabbia e disagio in queste ore. Ilaria, buongiorno a te. Sì, buongiorno anche a te Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, un disagio che ormai va avanti da settimane, ovvero, come si vede anche nell'avviso qui alle mie spalle, all'ingresso del cimitero di Malcontenta, la fornitura dell'acqua è sospesa a causa di problemi all'impianto idrico, problemi che però stanno andando avanti da un po' troppo tempo, come ci segnala anche questa signora, la signora Viola, che ogni giorno si reca qui al cimitero più volte al giorno. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che da 2 o 3 settimane siamo senza acqua per poter cambiare i nostri cari e dobbiamo cambiare i fiori ogni 2 o 3 giorni. Va bene io che ho mio figlio, purtroppo, però anche le altre persone più anziane. Io abito qua vicino, vengo 2 o 3 giorni, però bisogna sempre cambiare l'acqua, me la devo portare da casa come altre signore che vedo arrivare al mattino, persone anziane al mattino in bicicletta che vengono con le taniche dell'acqua, e questo non è giusto, perché penso sia una correttezza da parte del comune a provvedere, perché non penso che ci voglia tanto. Voi avete provato a chiedere al comune che cosa sta succedendo? Io ho chiesto anche stamattina, che c'erano i ragazzi che pulivano, quelli delle erbe che pulivano le tombe, non avevano neanche l'acqua per sciacquarsi le mani o per bere un bicchiere d'acqua, e senza pensare cosa c'è nei bagni, oltretutto che ci sono persone anziane che hanno bisogno. Ecco, infatti anche questo è un ulteriore problema, perché oltre a doversi portare l'acqua da casa, sono molte le persone anziane che si recano qui al cimitero, che devono venire con delle taniche, anche i bagni non sono funzionanti. Qui insieme a noi c'è anche il consigliere comunale di opposizione a Mira, Paolo Lucarda, che poi anche per la sua professione conosce bene le situazioni dei cimiteri della nostra zona e vuole sottolineare come questo non sia l'unico problema che riguarda questo cimitero di Malcontenta, ce ne sono stati ben altri. Sì, mi fa rabbrividire sentire la testimonianza di questa cittadina, perché sapere di recarsi in un luogo dove hai perso anche, nel caso specifico, un ragazzo giovane che viene qua e non trovarsi senza l'acqua, mi ha raccontato che è venuto anche a Ferragosto, il che insomma è una cosa abbastanza pietosa. Quindi io che sono qua ogni giorno me ne sono accorto anch'io, il problema l'ho sollevato, ma visto anche un po' il periodo ferragostiano non ci riesci a relazionarti con nessuno. Mi hai lanciato un altro problema, che in passato ce ne sono stati altri nell'elenco 2 che mi vengono a mente, la caduta di lapidi della 5ª e 6ª fila, che per fortuna non hanno ferito nessuno, però sicuramente se andavano ad interagire con qualche persona succedeva guai grossi. Queste lapidi ho avvisato chi per esso in comune, la risposta era sempre ma noi siamo assicurati, ok? E poi il provvedimento che hanno preso è quello di dire che ogni concessionario si deve organizzare e mettersela in sicurezza, e questo lo contesto assolutamente, in quanto la concessione viene data a pagamento e il comune deve dare in concessione un qualcosa di agibile e non pericoloso. Okay. Un altro fatto poi, che sempre la signora qui Viola è stata anche protagonista, è inciampata su delle mattonelle all'ingresso che erano un po' sconnesse e si è fatta anche male, perché è andata anche all'ospedale. E ho anche lì segnalato il fatto, ma non una volta, anche a mezzo stampa, 5, 6, 10 volte. Sono passati forse 3 anni. Dopo 3 anni sono intervenuti a sistemarle. Credo che non ci sia un buon senso da parte di chi amministra. Questi luoghi devono essere controllati, vigilati e manutentati come fosse la propria casa, perché qui la gente è la seconda casa, forse anche per qualcuno anche la prima casa, quindi lancio un appello all'amministrazione, come sempre ho fatto: cercate di avere più amore dei cimiteri, che sono un luogo che va rispettato. Okay.
Grazie al consigliere comunale di Mira Paolo Lucarda, grazie alla signora Viola. Qui da Malcontenta io restituisco la linea allo studio. Grazie ai colleghi di Venezia e agli ospiti naturalmente. Questa è la situazione, lo avete visto al cimitero di Malcontenta. Allora a Roncade adesso, provincia di Treviso, perché domani sarà giorno di lutto cittadino in concomitanza con i funerali del piccolo Carlo Panizzo, il bambino di 6 anni morto lunedì scorso a Cavallino Treporti, annegato in spiaggia mentre si trovava in spiaggia con la mamma. Un gesto concreto di sostegno proprio a questa mamma è quello che hanno intrapreso con una raccolta fondi le amiche della palestra. Ha superato i 30.000 euro, niente autopsia ma ricognizione del corpo sul bimbo, accanto al feretro la sua bici e un pallone. Nessuna autopsia, gli accertamenti si sono conclusi con un esame esterno del corpo, da qui il nulla osta alla sepoltura. La Procura della Repubblica di Venezia ha deciso così rispetto alla morte una settimana fa a Cavallino Treporti del piccolo Carlo Panizzo, 6 anni, annegato davanti alla spiaggia di Capasquali. L'ultimo saluto mercoledì mattina alle 10, giorno per il quale il comune di Roncade ha indetto il lutto cittadino. Un'altra durissima prova, il funerale del figlioletto per la mamma Danuta e il padre Fabio, e proprio a favore della mamma nell'arco di una settimana la raccolta fondi avviata dalle amiche della palestra che Dana frequenta ha superato la soglia dei 30.000 euro. Amiche che spiegano di aver voluto compiere un gesto concreto per lei. Lei non sapeva assolutamente niente di questa raccolta fondi, quindi è stata proprio inaspettata. Purtroppo i soldi non daranno mai indietro un figlio, però sicuramente un futuro magari la potranno un attimo aiutare a ritrovare un po' di serenità, o se si vorrà prendere del tempo da lavoro per stare vicino all'altro figlio o del tempo per lei, qualsiasi supporto, insomma, abbiamo voluto aiutarla in questo modo. Un'iniziativa nata nelle ore immediatamente seguenti alla notizia che il piccolo annegato a Cavallino era il figlio minore di Dana. Ci conosciamo più o meno tutti a Roncade. E quando abbiamo sentito lei che era il suo bambino, insomma, siamo rimaste tutte scioccate, è stato abbastanza agghiacciante, cioè io non me lo sarei mai aspettato, anche perché Dana stessa è una madre iperprotettiva, premurosa. La raccolta fondi era proprio partita come un aiuto concreto, ma non pensavamo veramente di arrivare a una cifra così grande, tanto che tante associazioni private e non private ci hanno chiamato di attendere, di chiuderla. Tantissime persone vicine a Dana, anche persone, cioè addirittura gente straniera, perché alla fine leggevo anche i nomi, tante persone insomma da tutta Europa penso. Ma c'è anche qualcosa che alle amiche ha dato dispiacere. Sicuramente tantissime critiche, uno nei confronti insomma di Dana come mamma, che è una cosa secondo me inaccettabile, perché purtroppo sono cose che non si possono neanche prevedere. E 2 insomma per la raccolta, perché noi abbiamo cercato insomma di aiutare Dana in modo concreto e in buona fede, con trasparenza insomma. Quindi magari la cosa che mi è dispiaciuta di più sicuramente sono state le critiche in un momento delicato come questo, quando sicuramente magari era più opportuno capire la situazione e rimanere sicuramente in silenzio. E c'è stato invece un caso di dengue a Barbarano Vicentino. Il virus è stato diagnosticato a un uomo dopo un soggiorno in Thailandia. L'Ulsotto Berica ha avviato trattamenti anti-zanzare per prevenire casi secondari. Un caso di dengue nel Vicentino. Il virus viene diagnosticato a Barbarano, a un italiano che non vive nel paese e che è da poco rientrato da un viaggio in Thailandia, dove la malattia è endemica. Il paziente, colpito dalla febbre, è in buone condizioni, isolato a domicilio. La dengue è una malattia che la zanzara infetta, prevalentemente di giorno, trasmette con la sua puntura.
Il virus si presenta generalmente con febbre, mal di testa intenso, dolori muscolari e articolari, disturbi gastrointestinali ed eruzioni cutanee simili a quelle del morbillo. Molto più raramente la dengue si presenta in forma emorragica. In Veneto si è registrata negli ultimi tempi con una ventina, massimo una trentina di casi all'anno, soprattutto con la ripresa dei viaggi internazionali dopo la pandemia. Per contenere il rischio di trasmissione, l'Ulsotto e il comune di Barbarano, che ha emesso una specifica ordinanza, avvieranno appositi trattamenti antizanzare che si svolgeranno nei prossimi giorni nelle zone a rischio, con l'obiettivo di evitare la comparsa di casi secondari. Il servizio di igiene e sanità pubblica seguirà con la massima attenzione l'evoluzione del caso e le operazioni di trattamento. Questa dunque è la novità che arriva da Barbarano Vicentino. Allora, mi hanno raggiunto in studio i nostri ospiti di oggi con cui parleremo di politica, amministrazione e anche elezioni regionali, e dunque do il benvenuto a Giulia Princivalli, buongiorno, che è segretaria provinciale di Sinistra Italiana e Alleanza Verdi Sinistra, per cui questa formazione che alle regionali affiancherà il candidato Giovanni Manildo. Esatto. E Arnaldo Pitton, che è diventato una star anche dei social, sindaco di Meduna ma anche coordinatore dell'Opitergino Mottense di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Continuano le visualizzazioni social di lei che da sindaco pulisce con l'idropulitrice il piazzale del municipio, Pitton? Sì, continuano e continuano anche altre visualizzazione di altri temi, insomma, ecco, l'idropulitrice, anche se il periodo ancora estivo, l'abbiamo lasciata da parte, ecco, ci sono altri video, altre storie, insomma. Ecco, perché ai sindaci tocca arrangiarsi in questi tempi, guidano gli autobus, tagliano l'erba, abbiamo visto un po' di tutto in questi anni, no? Sì, c'è stato, insomma, l'ho detto già da subito, che non sono sicuramente l'unico esempio, tanti miei colleghi si danno da fare proprio in prima persona e questo bello da una parte, non dovrebbe proprio essere così, se guardiamo la parte amministrativa e il ruolo di un sindaco, però è bene a volte rimboccarsi le maniche e non dimenticare comunque da dove siamo arrivati e cosa si faceva prima di essere sindaco. Più che altro perché ci sono pochi operai, pochi dipendenti ormai nei comuni, si fa fatica a trovare personale, quello ce lo dicono un pochino tutti. Allora, prima di affrontare il tema regionali, volevo chiedere anche a Giulia Princivalli se ha un'esperienza amministrativa nel territorio. Sì, sono consigliera comunale a Oderzo per la lista Oderzo Bene Comune, e ormai dal 2021, e confermo che anche a Oderzo abbiamo enormi problemi di tagli ai comuni, appunto, ma come in tutta Italia, perché negli ultimi anni ci sono stati continui tagli da parte del governo ai comuni e quindi di conseguenza tagli a servizi essenziali come appunto anche la manutenzione del verde, tra le altre cose, quindi anche a Oderzo abbiamo questo enorme problema. Sì, e allora tutti e due rappresentanti di un medesimo territorio che ha molte caratteristiche ed è stato a lungo ed è ancora traino anche a livello imprenditoriale della nostra provincia di Treviso. Allora, tutti e due, allora Arnaldo Pittoni, impredicato di finire nella lista di Fratelli d'Italia, giusto? Per le regionali, si sente pronto a questa sfida? Allora mi sento pronto, ancora scritto non c'è niente, però insomma, ecco, diciamo che sono tra uno dei papabili, questo mi fa piacere, insomma, ecco, dopo tanti anni di politica, il periodo amministrativo, fare il sindaco, conoscere bene il territorio, credo che sia uno degli aspetti importanti per eventualmente raggiungere la regione. E come vive questo fatto di non avere ancora un nome del candidato presidente per il centrodestra? Credo che sia un problema che riguarda un po' tutti, ci sono delle dinamiche, adesso credo che a livello romano la data la deciderà, se non erro, il presidente Zaia, e quindi siamo in attesa, e poi ci sono appunto delle dinamiche romane dove decideranno chi sarà il futuro presidente di questa regione. I leghisti non sono tanto d'accordo che lo decidano da Roma il nome del candidato presidente? Sì, sarebbe bello poterlo decidere a casa, ma è una roba che vale per tutte le regioni e poi è sempre stato fatto così, perché sono dinamiche politiche a un certo livello elettorale, quindi credo che in qualche maniera sia anche giusto che lo decidano a Roma, condividendo però le necessità del territorio.
Ecco, allora chiederei alla regia di tener pronto il servizio sul clamore che ha suscitato le dichiarazioni di Carlo Calenda, che in queste ultime ore ha detto andrebbero abolite le regioni, ha poi focalizzato il tema sul regionalismo e su quelle che possono essere le storture di un'eccessiva come dire, fuga in avanti di determinate regioni rispetto ad alcuni temi. Principali, per quanto riguarda voi il candidato c'è? E per quanto riguarda la lista del vostro schieramento, invece del vostro movimento? Allora, noi come Alleanza Verdi Sinistra stiamo finendo di scrivere, diciamo, il programma, anche noi come quello della coalizione che abbiamo iniziato ancora ad aprire con le primarie delle idee, a raccogliere appunto le indicazioni e le necessità delle cittadine e dei cittadini. Anche noi di Alleanza Verdi Sinistra l'abbiamo scritto un programma, diciamo, dal basso, raccogliendo i contributi di un po' tutti i territori, le persone e gli attivisti che in questi anni appunto hanno lavorato sui vari temi, e sono emersi, come anche già dalle primarie delle idee, la centralità del tema della sanità pubblica, dell'ambiente, del lavoro, in particolare la sicurezza sul lavoro, il tema del diritto alla casa, quindi un po' sono sempre emersi un po' quelli come punti centrali insomma, per il programma del Veneto per i prossimi anni, e stiamo anche chiudendo le liste e speriamo, lei ci sarà? Insomma, probabilmente sì, in via ufficiosa, diciamo, perché non abbiamo ancora chiuso ufficialmente le liste, speriamo per la prossima settimana di chiuderle. D'altro canto la data delle elezioni ancora non c'è, quindi tutto sommato questa fretta... Sì, siamo qui in attesa tutti a pendere però non avere la data ancora delle elezioni... Non si sanno le tempistiche certe entro cui presentare le liste. Sì, infatti trovo abbastanza vergognoso che, insomma, si sa che si voterà più o meno a novembre, ma a circa 3 mesi dalle elezioni ancora non ci sia una data certa. La trovo una cosa abbastanza vergognosa che siamo qui tutti ad attendere un po' Zai e un po' in generale appunto gli accordi nel centrodestra. Questa cosa sta indispettendo anche la Lega, tra l'altro avevamo ospite qui domenica Dimitri Coin, il segretario provinciale, che era abbastanza arrabbiato per questo fatto di non avere ancora una data, per cui diceva attenzione a tirare la corda perché poi Pittoni, cittadini dell'elettorato, rischia anche di non presentarsi alle urne. Sì, il segretario Coin ha ragione, ma chi è a causa del suo mal pianga se stesso, perché mi pare che il problema sia proprio la Lega, nel senso che chi tira un po' la corda è proprio la Lega, che secondo me sta cercando di prendere un po' fiato per recuperare un pochettino di consenso. Questa è la mia modesta impressione, quindi insomma ecco, credo che le date per avere un candidato presidente, noi di Fratelli d'Italia le idee le abbiamo ben chiare, sarà a trattare appunto qui alleati nostri, ecco, questo è il problema, vorrei dire, ma sostanzialmente è guidato un pochettino le tempistiche appunto dalla Lega, chi governa attualmente la regione. Ma il candidato presidente deve essere vostro o della Lega? Se guardiamo il sistema democratico, per fortuna, di questo Paese, una delle elezioni più belle che sono e più serie e coerenti in questo Paese sono proprio le elezioni del sindaco. Deciditi chi vada a amministrare il tuo comune, qua metti il nome di chi vuoi che vada a fare il consigliere regionale. Quindi è proprio il cittadino che decide con questa benedetta firma, con questo benedetto nome, dai proprio il consenso alla persona. Quindi il sistema è meraviglioso, le dinamiche poi ecco, cambiano un pochino e sarebbero da valutarle un pochettino prima. Certo che più fai aspettare, più anche il cittadino, visto le poche persone che vanno a votare ultimamente, non è un buon sistema per coinvolgerli e per stimolarli ad andare a votare i nostri cittadini, insomma, i nostri perché veneti. Poi l'astensionismo rischia di riservare brutte sorprese, no? Fa una grossa differenza, e soprattutto quello che me ne sono accorto io nella parte giovanile, c'è un disaffetto della politica proprio dalla parte dei giovani. Senta, ma vediamo se mi risponde, ma lei chi vedrebbe bene come candidato presidente? Io vedrei, ripeto, il sistema democratico dà voto a chi ha più consenso. In questo momento Fratelli d'Italia gode di un consenso importante anche in Veneto, e quindi mi pare anche normale che aspetti la presidenza al partito che ha più consenso, quindi a Fratelli d'Italia. Poi, ripeto, ci sono le dinamiche. Abbiamo anche il nostro coordinatore regionale Luca De Carlo, che
De Luca, scusate, che è bravissimo, è una brava persona competente, un sindaco che conosceva bene il proprio comune, conosce bene il proprio territorio e la regione potrebbe essere un nome spendibile, perché no? Allora andiamo a vedere che reazione ha suscitato l'uscita di Carlo Calenda, che ha auspicato l'abolizione delle regioni. È una provocazione, ma il tema c'è, ci ha detto Nicolò Rocco, che è presidente veneto di Azione, mentre Lega e Fratelli d'Italia naturalmente hanno reagito in tutt'altra maniera. Momento di espressione delle autonomie locali, no diciamo a quei carrozzoni che impediscono al Paese di essere competitivo. Sintetizza così Nicolò Rocco, presidente veneto di Azione, il senso del pensiero di Carlo Calenda sulle regioni che tante polemiche ha scatenato nelle ultime ore. Vanno abolite, ha detto Calenda, figure come Zaia tengono in ostaggio politica e partiti. Fulmini e saette dalla Lega, ma per Rocco il tema c'è. Quella di Carlo Calenda è stata ovviamente una provocazione, lui ha detto che le regioni vanno depotenziate, ma ovviamente si riferisce per esempio alle 7 regioni del sud che hanno un dissesto per quanto riguarda la sanità. La posizione di Calenda ovviamente non è quella dell'abolizione, che è una posizione storica dell'MSI, i riformisti invece sono sempre stati per un modello federale alla tedesca. Ma per i leghisti Alberto Villanova e Roberto Marcato la conseguenza logica del Calenda pensiero sarebbe che per coerenza Azione uscisse da ogni trattativa in tutti i tavoli delle regioni che andranno al voto. E io ricordo Marcato dire che Forza Italia non faceva parte della coalizione in regione, ricordo Marcato dire che non deve esserci una lista del presidente e ricordo Marcato dire che il candidato presidente del centrodestra doveva essere scelto in Veneto. Sappiamo che questa cosa non succederà perché verrà scelto a Roma, e allora chiedo all'amico Marcato, che molto stimo, se visto che tutte queste condizioni non si presenteranno, se lui invece correrà o per coerenza rimarrà a casa. Di buttad di Calenda parlano da destra a sinistra. Le regioni oggi sono funzionali e danno risposte e hanno soprattutto forza legislativa per quanto è di loro competenza. Non capiamo questa uscita fuori luogo, secondo noi, di Calenda. Penso che insomma sia stata più una sparata agostana che una vera e propria proposta politica. Mi ricorda tipo Salvini o la Meloni quando dicevano che avrebbero abolito le accise sulla benzina. Sono cose che poteva dire la Meloni quando aveva il 4%, adesso che ha più del 20% si guarderebbe bene da dire aboliamo le accise sulla benzina. Pelloni però non butta tutto il ragionamento, anche perché in Veneto Azione è in predicato di trovare un accordo proprio con il candidato di centrosinistra Giovanni Manildo. Voglio cogliere l'aspetto positivo, secondo me, della provocazione di Calenda. Io sono sinceramente per ridurre la burocrazia, e oggi spesso la regione è un elemento di burocrazia. Ma una riflessione, conclude, meriterebbero anche legislazioni differenti nelle varie regioni e gli eccessivi poteri dei governatori, temi, dice, su cui aprire una discussione. Principali, cosa ne pensa? Allora, penso innanzitutto che sia una boutade agostana di Calenda, che mi sembra che Azione non sappia un po' che pesci pigliare, anche perché qualche mese fa mi ricordo che corteggiava Zaia e adesso sembra che voglia provare, insomma, a entrare nella coalizione. Noi appunto come Alleanza Verdi Sinistra non mettiamo veti, però anche lì mi piacerebbe, insomma, che il perimetro anche a livello di programma e di proposte fosse chiaro, quindi mi sembra un po' che non sappiano bene che collocazione assumere, quindi fanno un po' queste boutade, queste provocazioni. Sicuramente probabilmente è vero che non è tutto da buttare, perché condivido quanto detto da Pelloni che c'è un problema effettivamente di eccessiva burocrazia anche nelle regioni, quindi non solo a livello di governo centrale, e anche appunto c'è un rischio appunto di eccessivo potere anche dei presidenti di regione. Io sono per una maggiore autonomia, però dico sempre una maggiore autonomia, una vera autonomia, quindi a livello ancora più locale, quindi che parta dai comuni, magari anche dalle province, quindi una dimensione di governo che sia davvero vicina ai cittadini, mentre le regioni ad oggi non mi sembrano proprio così, un livello di governo così vicino ai cittadini. Ecco, poi abolirle, insomma, mi sembra proprio una provocazione, una boutade, però sì. Ecco, dopodiché se parliamo di enti vicini ai cittadini, abbiamo già visto che fine hanno fatto le province.
Cioè sì, infatti, sì, no, ma... Ecco, ma a quel punto, Piton, lei che è anche amministratore, poco poco caboliamo anche le regioni, già la mancanza delle province si comincia, almeno voi comuni lo dite, a farsi sentire, che succederebbe? Certo, infatti, guardi, volevo dirlo io adesso, intanto ho visto il mio segretario Claudio Borgia, che gli dico bravo perché è anche dimagrito, e lo vedo bene anche in televisione rispetto del sottoscritto che ha recuperato in ferie qualche chilo. Detto ciò, dico, ha perfettamente ragione, tornando al discorso di prima, che allontaniamo i cittadini al voto, questo è un classico, aboliamo anche le regioni. Col Delrio, la riforma del Rio, abbiamo di fatto castrato la nostra provincia, che era una delle province meravigliose che funzionavano più di tutte. Soprattutto a riguardo la sicurezza stradale, ricordo che era la prima provincia in Europa come corsi di sicurezza stradale, che adesso non fa, e quindi abolire anche le regioni direi proprio no. Quindi secondo me è stata una piccola sparata. Ecco, quel che riguarda la burocrazia, dico sì, bisogna tante cose da mettere al posto, e se la gente ci darà il consenso andremo a tagliare quella burocrazia, ad esempio sugli enti locali e i comuni, il PGRA, che è quel famoso piano alluvioni che di fatto blocca l'edilizia e blocca lo sviluppo dei paesi, che sono anni ormai che la regione ce lo cala a capo collo e facciamo fatica a venirne fuori. Ecco, lei ha parlato di sicurezza stradale, credo che, perché poi tante volte succede che si va verso un'elezione, in particolare quella della regione, e si tirano in ballo temi che non sono di competenza della regione. È corretto far capire qual è, diciamo, il pensiero politico dei vari, anche candidati consiglieri che si propongono, però in realtà io trovo più logico rimanere su quello che è nelle competenze. Allora, sicurezza in strada, certamente, sì. Sicurezza sul lavoro, che è un altro tema che riguarda direttamente chi ha il potere poi di potenziare gli SPISAL e gli uffici deputati al controllo. Allora, abbiamo visto un'estate, Piton, anche tanto tra l'altro nella vostra zona, poi lo Pitergino Mottense patisce anche la presenza della 4, tratto maledetto eccetera, se vogliamo dirla tutta, certo. Ma insomma un'estate tragica, lo abbiamo visto anche negli ultimi giorni, in particolare poi questi incidenti in moto, i giornali oggi dicono no, in Veneto 30 morti negli ultimi 4 mesi. Allora, anche a livello regionale cosa si può fare per la sicurezza stradale? Certo, si può fare, guardi, io parlo per cognizione di causa, non parlo per sentito dire, perché le cose le ho vissute all'epoca col consigliere provinciale dottor Gianluigi Casagrande, il professor Biscaro, persone competenti, dove si faceva prevenzione nelle scuole. Mi ricordo che si andava nelle scuole con i stuntman, si faceva vedere proprio l'incidente vissuto a questi ragazzi e credetemi che rimaneva dentro, tant'è che il trend di incidenti sono crollati in maniera importante. Dopodiché possiamo fare tutto, certo la regione ha l'obbligo di pensare a questo, abbiamo migliaia di ragazzi che muoiono nelle strade e tutto ancora e rimangono magari infermi, in carrozzina, dando disagi anche alle proprie famiglie, e che è brutto dire, ma anche un costo alla società importante. Quindi la prevenzione va fatta e la regione deve farlo. Quello che faceva la provincia di Treviso prima può farlo benissimo la regione Veneto. Giulia, quindi opere e anche appunto divulgazione, informazione. Sì, sono d'accordo sul discorso della prevenzione, importantissima soprattutto tra i più giovani, visto che purtroppo molti incidenti in macchina avvengono proprio tra i più giovani, però io guardo un po' più in là, diciamo, e penso che per risolvere questo problema bisognerebbe anche pensare a un diverso tipo di mobilità, quindi proprio ridurre alla radice il problema, quindi ridurre le macchine, ridurre anche il camion, privilegiare anche il trasporto merci su rotaia, ad esempio, privilegiare il trasporto pubblico anche nei confronti dei giovani, quindi per gli studenti, per i pendolari, riaprire il tema magari della metropolitana di superficie, insomma tutti questi temi qui che secondo me guardano un po' più al futuro e sono un po' più lungimiranti e sicuramente sono un modo anche per aumentare la sicurezza sulle strade e ridurre gli incidenti. E poi c'è il tema appunto della sicurezza sul lavoro, perché questo 2025 è stato tragico, insomma abbiamo vissuto una prima parte dell'anno veramente nera da questo punto di vista, mi vengono in mente gli ultimi naturalmente incidenti sul lavoro, ma poi la doppia tragedia
vissuta nel Veneziano, a Santa Maria di Sala, gli operai, I 2 operai che senza nessun tipo di titolo, formazione, sono stati mandati a fare un lavoro Erano che anche era in nero, sì. Molto pericoloso. Cosa ne pensa? Allora, la sicurezza sul lavoro è sicuramente una delle nostre priorità, sarà proprio uno dei temi prioritari nel programma di Alleanza Verdi Sinistra, che credo sia, negli ultimi anni è aumentata, come abbiamo visto, e tra l'altro il Veneto purtroppo ha un triste primato, ha un record in Italia proprio per il numero di infortuni sul lavoro. Io credo vada affrontato in diversi modi, perché innanzitutto è un problema strutturale, non si può neanche dire, certo sono aumentati, però non è solo un'emergenza, secondo noi è un problema strutturale, perché ormai l'economia, l'industria italiana cosa fa? Per provare a competere su mercati internazionali punta a tagliare il costo del lavoro, e tagliare il costo del lavoro vuol dire proprio molto spesso tagliare sulla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, perché si sa, no, che magari anche in fabbrica per andare più veloci si disattivano i dispositivi di sicurezza, ad esempio, no, perché rispettare le regole del resto rallenta la produzione. Quindi io credo che innanzitutto bisogna ripartire proprio da una riconversione della cultura del lavoro che punti appunto sulla qualità, sull'innovazione, sulla ricerca e sul rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, e quindi sulla sicurezza e sulla loro sicurezza, e non invece sul tagliare per risparmiare, per aumentare i profitti. E poi sicuramente a livello regionale c'è proprio un problema di diminuzione dei controlli, perché non ci sono abbastanza ispettori, perché gli ISPISAL sono sempre più sotto organico, sono sempre più tagliati, e quindi sicuramente la prima cosa che farei io, insomma, se dovessimo vincere le elezioni, sarebbe proprio raddoppiare l'organico degli ISPISAL, investire nella prevenzione, anche in questo caso nella formazione e proprio nei controlli, cosa che invece non si può dire che interessi, in questo caso al governo Meloni, che invece ha fatto una legge giusto l'anno scorso che prevede un avvertimento di 10 giorni prima ai datori di lavoro nel caso di controlli. Ecco, questo penso sia il contrario di quanto ho appena detto, perché è chiaro che se avvisi l'imprenditore che la prossima settimana andrà a fare il controllo, si farà trovare tutto in regola e poi il giorno dopo ricomincerà a fare quello che vuole. Ecco, quindi è proprio da cambiare un po' tutta la mentalità, l'impostazione che c'è sul lavoro. Pitton, cosa ne pensa? Io sono d'accordo con l'amica consigliere in parte, perché guardate, fare imprenditoria, fare l'artigiano, l'imprenditore in questo paese, io lo equivalgo a un eroe. Fare con la burocrazia, le tasse, il sistema che abbiamo in questo paese, fare l'imprenditore. Io non sono un imprenditore, però vivo e frequento gli imprenditori, gli artigiani, e so che è un sacrificio, un lavoro enorme. Quindi non vado a puntare la spada di Damocle proprio agli imprenditori. Io dico solo, aiutiamoli in questo, nel senso che dobbiamo fare i corsi di sicurezza, dobbiamo preparare gli operatori o l'operaio a essere adeguato e rispettare le sicurezze, dobbiamo farlo, ma non deve essere sempre a carico comunque dell'imprenditore, perché qua ricordiamoci, ogni corso che si fa, ogni roba che si fa è comunque a carico dell'imprenditore, e questo non è, secondo me, giustificato. Anche qua la regione può fare del suo, inserendomi in questo mondo lavorativo con delle normative e anche degli aiuti appositi, dove di determinati corsi di aggiornamento di sicurezza vanno fatti a prescindere quel costo anche e l'appoggio della regione stessa. Allora, poi inevitabilmente, ma è giusto che sia così, il tema vero di queste elezioni regionali e del futuro è quello della sanità, no? La principale competenza delle regioni. Allora chiederei cortesemente alla regia di farci vedere il servizio che la redazione di Padova ha realizzato sullo stop alla mappatura dei NEI nella sanità pubblica in Veneto, con l'intervento della capogruppo del Partito Democratico, Vanessa Camali. Cancellare con un tratto di penna la forma di prevenzione più importante come lo screening dei nevi, e farlo ad agosto e scaricare la responsabilità sul governo romano, che poi peraltro è sempre di centrodestra, ci sembra un atteggiamento irresponsabile e anche ingeneroso nei confronti dei bisogni sanitari della nostra regione. Opposizioni all'attacco della regione dopo che la mappatura dei NEI è diventata a pagamento perché non più prevista tra
le prestazioni a carico del servizio sanitario. Non una scelta del Veneto, ha precisato in un comunicato alla Regione, bensì un aggiornamento stabilito a livello nazionale con l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario dei livelli essenziali di assistenza, LEA. Alla precisazione Vanessa Camani, capogruppo PD in Consiglio regionale, risponde così. I dati del centro del Registro Tumori Veneto dicono che il melanoma alla pelle è il quinto tumore più frequente riscontrato nella nostra regione. Sono dati che sono in continua crescita. Certamente è necessaria la prevenzione, cioè la cura personale della pelle nell'esposizione al sole, ma è evidente che soprattutto per le regioni del nord, con un fototipo chiaro, con la pelle chiara, eccetera, questa patologia inizia ad essere oggettivamente molto presente tra la popolazione. Nessuna riduzione delle visite dermatologiche, precisa la Regione, che chiama ancora una volta in causa i medici di base. Sul punto i consiglieri di minoranza sono pronti a dare battaglia a Palazzo Ferrofini con la presentazione di una mozione urgente rivolta al presidente Luca Zaia e all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Se il governo di destra lo ha cancellato dai LEA, il governo di destra del Veneto dovrebbe reinserirlo come prestazione extra LEA, soprattutto per le persone che hanno una familiarità, che hanno già avuto un episodio di melanoma, che hanno un fototipo di predisposizione, quindi pelle chiara, occhi chiari, capelli chiari, o che hanno una presenza significativa di NEI. Questa dunque la posizione della capogruppo Vanessa Camani. Allora ripartiamo, Pitton, tema della sanità molto caldo, qua si fa un focus su una tematica specifica che ha fatto molto parlare in questi giorni. Sì, effettivamente non mi è piaciuta neanche a me, devo dire la verità, perché sì, siamo una delle sanità d'Italia all'avanguardia, leader se vogliamo, ma non dobbiamo gongolare su questo, perché comunque i tagli in qualche maniera arrivano, e questo è un esempio che francamente personalmente non sono assolutamente d'accordo. Se poi guardiamo il territorio, penso anche all'ospedale di Oderzo che ha delle grosse difficoltà, va in pensione un medico, non viene sostituito, va in pensione un infermiere, non va sostituito, la carenza di medici, di infermieri, guardate che è un tema veramente da non sottovalutare, quindi direi attenzione ai tagli alla sanità e non gogoliamoci sul dire siamo i migliori e con quello va bene. Siamo i migliori, dobbiamo comunque migliorare e dobbiamo sempre aggiungere qualcosa per dare valore e servizio ai nostri cittadini. Sì, tra l'altro proprio in questo studio domenica Dimitri Coin della Lega ha fatto tutto un ragionamento sulle porte spalancate alla sanità privata che lui riteneva insomma, un rischio e una strada ormai già imboccata. Sì, beh, anche quest'ultima cosa gravissima di avere tolto appunto la mappatura dei NEI dai livelli essenziali di assistenza è appunto gravissima e dimostra ancora una volta come la Regione Veneto continui sulla strada di andare appunto verso la sanità privata, una strada intrapresa ormai da decenni, e il fatto che il modo per ridurre le liste d'attesa sia o cancellare le prestazioni nel pubblico e trasferire verso il privato. Questo lo dimostra anche il fatto che dei circa 50 milioni che il governo aveva dato alla Regione per aiutare appunto a smaltire la lista d'attesa, il 60% è andato proprio alle cliniche private. Noi crediamo che questo sia un altro dei problemi centrali della Regione Veneto, perché dobbiamo rimettere al centro la sanità pubblica, bisogna aumentare il personale pubblico, medici, infermieri, aumentare gli stipendi, perché poi è chiaro, no, che vanno via dalla medicina, dagli ospedali pubblici medici e infermieri, perché non è più un lavoro attrattivo non solo per gli stipendi, anche appunto per i turni massacranti e proprio per il servizio che è sempre più disorganizzato, più lacunoso. Quindi crediamo che invece che fare opere come la Pedemontana, che ci sta causando appunto un buco che avremo per i prossimi 39 anni, bisogna insomma investire proprio sulla sanità pubblica, e sicuramente questa scelta della mappatura dei NEI non va in questa direzione, anzi. Altra cosa che mi viene da aggiungere su questo discorso della mappatura dei NEI è che si vuole lasciare, no, la prima scrematura per capire se un neo può essere sospetto o meno ai medici di base, no? Che è un altro problema enorme in Veneto, perché i medici di base in Veneto non solo mancano in moltissime zone, ma laddove ci sono veramente oberati e hanno molti più pazienti, hanno più di 1500 pazienti
ogni medico di base, mentre la media delle altre regioni italiane è poco meno di 1350, quindi è un problema enorme, quindi stiamo sovraccaricando ancora di più i medici di base e non gli stiamo dando neanche strumenti per farlo, e quindi è ancora più grave, insomma, ed è una scelta molto pericolosa, insomma, per la salute di tutte e tutti noi. Sì, ce ne sarebbero tanti di tasselli su questo tema della sanità. Noi ci dobbiamo fermare per qualche momento di pubblicità, torniamo tra poco. Ultimi minuti della nostra prima edizione in compagnia di Arnaldo Pitton di Fratelli d'Italia, di Giulia Princivalli di Alleanza Verdi Sinistra, perché stiamo discutendo, insomma, di quelle che sono le istanze dei cittadini in vista delle elezioni regionali, ma non solo, perché poi naturalmente la quotidianità anche di chi fa amministrazione, sindaco di Meduna da una parte, consigliere comunale di Oderzo dall'altra, va al concreto, ai bisogni dei cittadini. Approfittando proprio del fatto di avere un esponente anche ambientalista verde in studio, andiamo a vedere le ultime predazioni purtroppo dei lupi a Bassano del Grappa. In Val Rovina il giorno di Ferragosto in 2 hanno attaccato e ucciso un cagnolino di una famiglia che ha deciso di contattare la nostra redazione. 6:44 del giorno di Ferragosto. Le immagini della telecamera mostrano chiaramente un lupo aggirarsi nella proprietà di una famiglia di Varrovina, frazione del comune di Bassano. In pochi istanti al primo animale se ne aggiunge un secondo. In giardino, proprio a quell'ora, esce il cane di famiglia Roy, un cocker di 7 anni. È il primo ad alzarsi e i suoi movimenti danno la sveglia a tutti. Non è il solito rumore quello che sveglia i padroni di casa. A destarli di soprassalto sono i lamenti terrorizzati di Roy. Usciti fuori si precipitano a soccorrere l'animale agonizzante che, portato dal veterinario, morirà il giorno dopo. Un dolore grandissimo per la famiglia che Roy lo aveva accolto cucciolo e lo aveva visto crescere, compagno di giochi dei figli. Il più piccolo, 10 anni, da Ferragosto non riesce a darsi pace e non esce più di casa da solo, terrorizzato di trovarsi davanti i lupi. È l'ennesima predazione, purtroppo, con i lupi che girano giorno e notte e si spingono sempre più vicini alle case. La signora Monica, che non se la sente di parlare ma che ci ha fornito tutto il materiale, è provata dal dolore e anche dalla paura e sconsolata ripete: cosa si sta aspettando? Che i lupi attacchino una persona, magari un bambino? Ci ritroviamo davanti anche quando camminiamo di giorno. Mio figlio non esce più di casa ed è tornato a dormire con me. Non è normale. Il nostro era un cane di famiglia. Questi animali non possono morire così. Giulia, davvero una storia triste e anche un problema che purtroppo sta crescendo questo. Sì, sicuramente una storia davvero straziante, mi spiace tantissimo per questa famiglia, per questo povero cane, e certo è un problema effettivamente. Io credo però che, come sostiene tra l'altro su questi temi, è molto forte, molto attivo il nostro consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra Andrea Zanoni. Credo che la soluzione però non sia, come è avvenuto invece qualche giorno fa in Trentino Alto Adige, non sia la soppressione dei lupi, perché insomma bisogna anche appunto imparare a convivere, no, con la natura, anche con gli animali selvatici, e quindi sicuramente si tratta di gestire, no, il problema e di trovare appunto una soluzione per far sì che appunto non ci troviamo ovviamente i lupi o altri animali selvatici fuori dalle case, quindi fuori, sì, nei centri abitati, insomma, dove ci sono famiglie, dove ci sono animali domestici, eccetera. Però ecco, la soluzione credo sia quella di gestire il problema, provare a contenerlo e non sicuramente uccidere, ecco, gli animali selvatici. Quindi spingerli in qualche modo a ritornare più a nord, esatto, questo potrebbe essere il esatto, senso. Sicuramente non la soppressione. Pitton. Sì. Mi dispiace contraddire la nostra amica consigliera, però ecco, uno di questi problemi è proprio causato dai Verdi, perché ripinguare le nostre montagne con i lupi dopo decenni che non esistevano più, visto i tempi, visto comunque il sistema abitativo che abbiamo tuttora, è un errore. Pensiamo, non so, ai cinghiali che arrivano giù in città, Pian del Cansiglio che è pieno di cervi, cioè non possiamo pensare di ripopolare il mondo avendo su
fu a morte quei cacciatori che poi tra l'altro vanno a cacciare la selvaggina che allevano e rilasciano loro, e devo dire che tanti cacciatori hanno anche cura del proprio territorio più di qualsiasi altre persone, perché vedo dei verdi, vedo dei amici animalisti, ambientalisti che vanno a fare il weekend nel bosco e poi lasciano le immondizie, le scoazze e la parterra, quindi bisogna anche avere coerenza poi su quello che si dice. Su quello che riguarda i lupi non possiamo andare con i fischietti e mandarli in montagna, devo dire è stato un errore reintrodurli in questo habitat non avendo l'habitat che c'erano 100 anni fa. Questa è la realtà di fatto e sarà un problema, come penso agli orsi. La Slovenia li gestiscono perché hanno un apparato e una struttura ormai consolidata. Noi non siamo in grado di gestire questo tipo di situazioni, quindi secondo me è stato purtroppo un errore. Va ridotto il numero, insomma, secondo lei, Pitton? Assolutamente. Allora, velocemente, perché il tempo ormai è agli sgoccioli, chiedo a tutti e due un tema che avete caro rapidamente, su cui pensereste di impegnarvi eventualmente. Giulia. Allora, un tema che mi sta molto a cuore, su cui mi sono impegnata anche a livello di Consiglio Comunale, è il tema del caporalato, che anche oggi c'era sui giornali un'intervista molto interessante a uno dei lavoratori migranti che è stato trovato appunto in condizioni di schiavitù proprio nelle campagne dell'Opitergino Mottense, Ponte di Piave, Negrisia, ma lavoravano un po' in tutta la zona della Marca Trevigiana, e è un problema purtroppo di cui si parla ancora troppo poco, ma molto diffuso. È un problema anche questo strutturale, sia in Veneto che in Italia, però appunto qui in Veneto, nella provincia di Treviso, abbiamo il settore dell'agricoltura molto forte, pensiamo appunto anche al settore del prosecco, che è il settore un po' dove lavoro anch'io tra l'altro, ed è il settore un po' trainante dell'economia della nostra provincia, ma anche alle altre eccellenze venete, penso appunto alla coltivazione del radicchio, DOP, cioè quindi tutte queste coltivazioni che richiedono, cioè che stanno utilizzando, sfruttando appunto questa manodopera straniera in condizioni appunto di paraschiavitù, e come era scritto oggi sui giornali, insomma anche da parte dei sindacalisti che hanno poi trovato questi lavoratori, certo, li hanno aiutati e gli hanno trovato una sistemazione e li hanno fatti uscire anche dalla clandestinità, da questa condizione insomma di marginalità. Le aziende appunto del territorio erano perfettamente a conoscenza della situazione, quindi è un problema, come sottolineano da anni i sindacati, molto più pervasivo di quello che si pensa, e io credo che non sia possibile che la nostra economia, la nostra agricoltura, le nostre eccellenze si fondino appunto sullo sfruttamento di queste persone che arrivano dall'altra parte del mondo, certo, e vengono appunto trattate in condizioni paraschiavistiche. C'entra con la sicurezza. Velocissimamente, esatto. Pitton. Sì, potrei dire fare il solito politico dicendo sanità, industria, agricoltura e tutto. Il tema è vero, cioè viviamo su un territorio straordinario, ricco di industria, di artigianato, di volontariato. Quello che manca è veramente la manodopera, il personale, manca il tecnico nell'industria, nell'artigianato, come citavamo prima negli ospedali, l'infermiere, quindi la Regione deve avere a compito quello di interrogare e trovare un corridoio per riportare i giovani a quei lavori che non sono solo il laureato, solo del professionale, ma anche del tecnico. C'è spazio, c'è possibilità di farsi diciamo una vita anche economica già da subito dopo un titolo di studio di un tecnico e avviarsi al mondo di lavoro. Questo potrebbe sopperire anche ai lavoratori che magari sono in percentuali bassa, che vanno a lavorare magari nelle campagne in nero. C'è bisogno di manutenzione, di manovalanza, ma tecnica non vuol dire essere il manovale, di tecnici ne abbiamo tanto bisogno. Ecco, sì, questo la Regione dovrebbe instaurare un corridoio principale, una tavola di confronto con le attività. Certo, grazie allora ad Arnaldo Pittone e Giulia Principalli per essere stati con noi oggi. Ricordo dopo di noi, oltre al meteo, il film Pane, Amore e Fantasia, un classico di Comencini. Ringrazio in regia Italo Morao e Antonio Esposito. Appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera. Un grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.